è un bel progetto di educazione civica che vi rende cittadini attivi. Prima si diceva non basta essere iscritti all'anagrafe e avere la carta d'identità, bisogna viverla una città, bisogna conoscerla. Si è conclusa anche in provincia di Treviso la quarta edizione del progetto a cadenza annuale Abitare il Paese. La cultura della domanda, attivare comunità educanti, nuove generazioni per un progetto futuro promosso dal Consiglio Nazionale Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori in collaborazione con la Fondazione Reggio Children con la partecipazione di 47 scuole d'Italia, 118 architetti, 1471 studenti e 35 ordini APPC italiani, tra cui anche l'Ordine degli Architetti di Treviso. È un progetto che l'Ordine degli Architetti promuove ormai da 4 anni, sono 5 le scuole del territorio trevigiano che hanno aderito al progetto e con la Stori e con Sarbede quest'anno siamo arrivati appunto alla quarta edizione. Gli studenti hanno portato a Roma il Consiglio Nazionale con l'aiuto di Reggio Children e quindi con la Fondazione Malaguzzi la cultura della domanda. La ricerca del senso della città attraverso un percorso di coprogettazione territoriale che coinvolge bambini e ragazzi delle scuole italiane, insegnanti e architetti i quali ascoltano le richieste dei giovani cittadini del futuro. È bello proprio sentirsi parte di una comunità e aiutare anche i ragazzi a sentire e a valorizzare quelle che sono le esperienze di un territorio così ricco come quello di Mogliano Veneto. E il sindaco architetto esprime tutta la sua professionale soddisfazione. Soddisfazione perché questo progetto pensato proprio dall'Ordine degli Architetti e dal Consiglio Nazionale insegna anche ai ragazzi a progettare, a immaginare, a migliorare lo spazio urbano in generale. Quindi complimenti perché questo progetto sta colpendo nel segno e insegna proprio ai ragazzi un concetto fondamentale che è quello del immaginare il futuro, un futuro migliore.